Siamo molto soddisfatti, è stata un'opera impegnativa, ma credo che possa diventare un punto di riferimento per l'intero quartiere del Piave. Le associazioni potranno usufruirla, chi la gestirà sicuramente sarà Legambiente assieme al gruppo Recuperanti piuttosto che il gruppo Alpini. Andremo a costituire un comitato, ma senza togliere alcun diritto a chi già da anni ha investito risorse proprie anche in termini personali in questa struttura. Come amministrazione adesso abbiamo iniziato l'avvio dell'iter amministrativo perché venga effettivamente riconosciuto anche come museo da parte della Regione. Siamo andati a lavorare, a chiedere una collaborazione con il Museo di Montebelluna e il Comune di Montebelluna, e non posso che ringraziare la dottoressa Celi e il sindaco Marzio Favero, in modo tale da inserire anche questa struttura all'interno della rete del MEVE. I costi sono stati di circa 1.124.000 euro, di cui 870.000 euro da vari contributi e 255.000 euro di risorse proprie. Tra i contributi abbiamo 616.000 euro da parte della Regione del Veneto, 93.000 euro del GSE e 160.000 euro da parte del BIM Piave. È stata realizzata grazie ai fondi europei cofinanziati dalla Regione Veneto. Nel 2015 la Regione ha deciso di fare una scelta politica che è stata quella di cofinanziare, quindi mettere sul piatto 90 milioni di euro, che ci ha permesso di portarne a casa ben 600, quindi ogni milione messo dalla Regione ne abbiamo portati a casa 6 dall'Unione Europea. Questo ci ha permesso di fare dei bandi di adeguamento sismico e efficientamento energetico che i nostri sindaci sul territorio hanno sfruttato molto bene, quindi l'obiettivo è quello di arrivare al 2020, scadenza di questi fondi, a utilizzare tutti i soldi messi a disposizione, così potremo per la prossima programmazione chiedere all'Europa nuovi finanziamenti. Qui è stata creata una struttura stupenda, un centro di cultura ambientale, un centro museale dove si discute anche, si fa vedere ciò che la Grande Guerra ha prodotto in questo territorio, un museo che è multimediale, nuovo, con molta tecnologia all'interno, che permette appunto di studiare il nostro territorio partendo dalla civiltà dell'acqua del Piave per arrivare appunto ai fenomeni della Grande Guerra. Quindi dal punto di vista turistico questo significa tanto, perché noi stiamo investendo sul territorio non soltanto sul tema dell'enogastronomia, che sta dando grande soddisfazione, ma anche sulla cultura locale. È bello vedere che ci siano queste ristrutturazioni, questi luoghi di aggregazione proprio per i giovani, dove si mette insieme l'aspetto storico dei nostri territori e l'aspetto naturalistico, due importanti fattori che fanno grande il nostro territorio, il territorio di Sernaglia e di Fontigo. Quindi veramente un plauso all'amministrazione comunale che ha portato avanti questa iniziativa, anche con il contributo della Regione. Questo è bello vedere che i fondi pubblici vengono usati in modo così utile proprio per i giovani e per la comunità locale. In questo fabbricato sono stati realizzati 4 interventi. Il primo, interventi di rafforzamento locale delle strutture; il secondo, efficientamento energetico della palestra; il terzo, adeguamento sismico del corpo CEA dove siamo adesso, e il quarto intervento è stato l'ampliamento del corpo CEA dove è in atto adesso la videoproiezione.